Buongiorno belli! Allora anche oggi è una giornata spettacolare. Top! Stiamo a Mamogliata e adesso ci stiamo andando a fare una passeggiata per cercare della casa delle streghe. Sì, cioè perché sì, qui è delle fate in realtà, perché qui a Mamogliata sì, è famoso per il carnevale che vedremo oggi, ovviamente vi porteremo con noi, ma è famoso anche perché c'è una Domus de Janas e una pietra molto antica che poi vi facciamo vedere, quindi visto che è presto oggi andiamo prima a fare questi giretti. Giornata, come dice Manu, spettacolare. Ne approfittiamo ragazzi per ringraziarvi per tutto questa partecipazione che state avendo nei nostri video su Facebook e noi siamo molto contenti. Per chi ci ha conosciuto da poco vi spieghiamo che noi stiamo su un camper, ovviamente come avrete visto, e avremo fino a maggio, forse fine maggio, tempo per girare l'isola. Quindi ecco, sta salitina mi ha stroncato. Quindi grazie per tutti i consigli e se avete altri consigli di cose da vedere sono tutti ben accetti. Che giro faremo noi? Noi facciamo il giro orario dell'isola, andremo sempre con molta calma perché Esatto. abbiamo tempi molto lenti noi. Quindi adesso stiamo piano piano vedendo un po' di entroterra, poi ci riavvicineremo alla costa e inizieremo a scendere verso il Cagliaritano per poi fare tutto il giro e risalire su. Quindi se avete consigli di cose da vedere scriveteceli. Siamo arrivati alla prima tappa, che praticamente è questo menhir che si chiama Saper da Pintà, cioè la pietra dipinta in sardo. Per vederla bisogna accedere nel giardinetto di un bed and breakfast, che è dove è stato ritrovato nel 1997 questo menhir, e qui è rimasto. Il bed and breakfast gentilmente lascia sempre il cancelletto aperto per fare in modo che i visitatori possano vedere questo spettacolo. Adesso ci avviciniamo. Ci si raccomanda di non calpestare il praticello e soprattutto di non toccare la pietra, perché ragazzi questo pezzo di pietra con queste incisioni incredibili sopra risale al 3500 a.C. e per le sue dimensioni e per la posizione in cui si trova è praticamente considerato unico in Europa. Siamo arrivati alla seconda tappa del giorno, che è la Domus de Janas, cioè la casa delle fate. Esatto, sta a circa 1 chilometro a piedi di passeggiata rispetto al menhir e in un'ambientazione meravigliosa, perché guardate, qua c'è un'altra specie di traliccio, non lo so, ora vediamo che cos'è e vi facciamo vedere. Ecco, quello che vedete è la Domus. Calcola, si entra da qua dentro. C'è una pianta di asparago all'entrata proprio. Oh, ma che figo! Si entra veramente! Vai! Adesso siamo all'interno della casa delle fate, sentite come rimbomba. E c'è questa finestrella che dà sulla vallata, fighissima. Certo devono essere molto piccole perché comunque lo spazio è molto angusto. C'è Martina. Approfittiamo di questo bel tavolinetto che c'è fuori la Domus per fare una pausa, bere una birretta ovviamente, e per dirvi due parole. Praticamente in tutta la Sardegna di queste Domus de Jana ce ne sono ce ne sono circa 2500. Si tratta appunto di queste strutture prenuragiche che si pensa fossero delle antiche sepolture che un pochino cercano di riprodurre la casa per i morti, ma ovviamente qui in Sardegna, che ci sono tutte queste leggende pagane, tutta questa bellissima mitologia, si pensa che fossero abitate dalle piccole fatine che ci vivevano dentro e tessevano in dei telai d'oro delle stoffe molto preziose. Noi ovviamente di oro non abbiamo trovato niente dentro fino adesso. Proverò col metal detector. Quando vai col metal detector su? Sì.
Vabbè, e niente, cin cin. Sulla strada abbiamo trovato un artigiano che creava a mano le maschere dei Mammutones. Che forte, raga. Bellissimo. Forte. E abbiamo preso ovviamente qualcosa, un da mettere al ricordino. mammut. Certo. Mammutones per il mammut. Bellissimo, ragazzi, artigianato locale va sempre investito nell'artigianato locale, sempre. Mammutones. La terza tappa prima della festa vera e propria è quello che abbiamo qui alle spalle, cioè il Museo delle Maschere. È una visita guidata che costa solo 5 euro e dove ci spiegheranno da dove vengono le origini, insomma la storia delle maschere famose in tutto il mondo che andremo a vedere oggi pomeriggio. L'area camper organizzata dal comune di Mamoiada è molto carina perché sta su questo grande spiazzo a 2 passi dal centro, su una grande vallata vicino al cimitero con una fontanellina accanto. Per concludere questa giornata a Mamoiada siamo tornati al Mammut in quest'area sosta comunale. Mammuttone, Mamoiada, mammut. Esatto, e ci siamo messi il tavolino fuori perché ci ha concesso qui un bel vinello fresco, bianco, Gentilmente offerto da Stefano e Patrizia. i nostri amici di cui Patrizia è sarda e Stefano è romano, e qualche giorno fa ci siamo visti e ci hanno portato questo vino. La giornata è stata come sempre finora in tutta la terra sarda, è stata una giornata strepitosa, gente meravigliosa, posti incantevoli e sole, ma più di così io non lo so se ce la facciamo andare via da qua. Intanto salute ragazzi, alla vostra, buon martedì grasso. Ciao!